marcia dalla stazione di Mestre a Piazza Ferretto contro il progetto degli inceneritori di Marghera. Non siamo e non vogliamo essere la pattumiera del Veneto. Basta spaccio e degrado in via Piave, i residenti stanchi di una situazione senza fine affiggono striscioni dei loro balconi, situazione insostenibile. 2 turisti dell'Est Europa salvati a Jesolo dopo essersi stufati in mare assieme ad altri amici nonostante la bandiera rossa e le continue segnalazioni dei bagnini. Solo 12 agenti saranno aggregati in supporto delle forze dell'ordine del litorale veneziano dal 1 luglio al 1 settembre. Il sindacato autonomo di polizia esprime profonda amarezza e delusione. Ad un mese di distanza dalla visita di Papa Francesco a Venezia, il patriarca Moraglia ha voluto incontrare tutti i volontari impegnati nell'organizzazione della mattinata per ringraziarli. Ultima conferenza stampa prepartita della stagione per mister Paolo Vanoli. Domani sera alle 20:30 allo stadio Penzo di Sant'Elena. Tutto esaurito, gli arancione-roverdi si giocano un posto in Serie A. Decine di migliaia di fan dal Veneto e da tutta Italia a Bibbione per i 2 concerti di Vasco Rossi. Stasera il primo attesissimo show. Giovani e meno giovani pronti, è la colonna sonora della nostra vita. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizioni di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura: cittadini in marcia a Mestre contro il progetto di costruzione di nuovi inceneritori a Porto Marghera. Centinaia e centinaia di persone, probabilmente più di 1500, hanno sfilato dalla stazione di Mestre fino a Piazza Ferretto per manifestare contro i progetti di nuovi inceneritori a Porto Marghera. Presente in testa al corteo anche una delegazione di medici. I problemi sono, primo, che incenerire non distrugge realmente le cose, che continuano a tornare nell'ambiente, magari meno riconoscibili e quindi più pericolose, e secondo, che questo territorio ormai è saturo e va solo che bonificato. Comitati e associazioni locali, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerose famiglie con bambini e dei comitati No PFAS di Vicenza. Sì, siamo molto preoccupate perché gli inceneritori non sono in grado di abbattere i PFAS, per cui una volta che vanno dentro l'inceneritore poi escono dai camini, per cui la gente del posto se li respira tutti. La preoccupazione principale dei manifestanti riguarda la costruzione di un maxi inceneritore che dovrebbe bruciare 190.000 tonnellate all'anno di fanghi inquinanti provenienti dai depuratori del Veneto. Il problema degli inceneritori è che sono impianti estremamente pericolosi. Oltretutto quello che abbiamo scoperto è che tra i veleni che sputano fuori ci sono anche i PFAS. I PFAS vengono tolti dalle acque dei comuni contaminati del Veneto, di Vicenza, Verona e Padova, e poi vengono bruciati, vengono portati nei vari inceneritori. Che è la tecnologia più arretrata, più impattante sull'ambiente e sulla salute. Attorno a Porto Marghera, con tutto quello che abbiamo già pagato, proporre degli inceneritori è assolutamente folle. Siamo venuti da Arzignano apposta per difendere i compagni dei comitati che stanno lottando da tanto tempo. Vogliamo che questo territorio continui a vivere nelle migliori delle situazioni che ci possono essere, togliendo tutto l'inquinamento, togliendo i PFAS, togliendo tutto quello che sono le grandi opere inquinanti, smettendo di sfruttare il territorio ma pensando al futuro dei giovani e pensando al futuro delle persone che questo territorio lo abitano. E proprio questa mattina a Mestre si è tenuto un convegno nazionale di medici ricercatori sui PFAS. Si chiamano sostanze perfluoroachiliche, ma sono più comunemente note come PFAS, un gruppo di composti chimici che dagli anni 50 è utilizzato per rendere resistente ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, ma anche per produrre pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa. Con un prezzo però, i PFAS hanno il soprannome di sostanze chimiche eterne e a lungo andare una sovraesposizione può causare danni alla salute. I PFAS sono prodotti in grossissime quantità, vengono rilasciate nell'ambiente quando sono prodotte, quando sono usate e quando sono smaltite. Sono persistenti, cioè non degradano, e sono pervasive perché raggiungono sia l'acqua che l'aria e quindi ce le ritroviamo dappertutto, compreso il nostro corpo. È necessario un intervento urgente per soprattutto bloccare l'immissione di queste sostanze nell'ambiente. Queste sostanze sono andate a finire in tutte le matrici ambientali, ma purtroppo sono andate a finire anche nel nostro corpo.
Ormai praticamente non c'è individuo sulla faccia della Terra che non abbia quantità più o meno grandi di queste molecole. Nella sede dell'Ordine dei Medici di Mestre, scienziati, medici, ricercatori si confrontano su PFAS e salute umana, con dati aggiornati e strategie di intervento che possono portare a mitigare l'inquinamento da PFAS, proprio nel giorno in cui è prevista una manifestazione contro nuovi inceneritori a Marghera e il pericolo PFAS. Il loro smaltimento qui a Marghera, soprattutto perché si parla di 190.000 tonnellate l'anno, pone una grande preoccupazione che ha un fondamento. Un fondamento anche che è confermato dalle osservazioni che ha fatto l'Istituto Superiore di Sanità al progetto stesso. L'unico modo per distruggerle sarebbe di incenerirle, di bruciarle in impianti che possono raggiungere per un sufficiente periodo di tempo una temperatura superiore a 1400-1500 gradi centigradi. E questo finora non è possibile in nessun impianto al mondo. Rimaniamo a Mestre, lenzuola dai balconi contro lo spaccio in via Piave. Basta spaccio, via gli spacciatori da Rione di via Piave. È il grido che risuona tra le strade del quartiere dove lenzuola trasformate in striscioni pendono dai balconi, simbolo tangibile della frustrazione e della determinazione dei residenti. Stanchi di assistere passivamente al degrado del loro ambiente, hanno deciso di prendere una posizione attiva contro la microcriminalità e lo spaccio di droga. La situazione purtroppo continua a peggiorare, peggiora soprattutto nelle strade interne. E questo ovviamente le forze dell'ordine, soprattutto il questore lo sa, perché già ne avevamo parlato ancora prima di Natale in un incontro, e ci ha spiegato che la massa è tanta e per quanto ne vengano arrestati ne arrivano anche di nuovi. Giovanna Luzzi, abitante del quartiere, ha deciso di non rimanere in silenzio e denunciare assieme ai suoi vicini l'aggravarsi della situazione, anche se con una lettera aperta ha voluto esprimere il suo sincero ringraziamento al questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, per gli sforzi profusi nella lotta a questi fenomeni difficili da debellare. Dal canto loro, le forze dell'ordine, nonostante l'impegno incessante nella battaglia per garantire sicurezza e legalità, hanno più volte sottolineato l'importanza della collaborazione dei residenti. Bisogna avere il coraggio di denunciare, di segnalare, bisogna chiamare il 113, bisogna farlo, bisogna non aver paura di denunciare anche un piccolo furto, un piccolo scippo, e devo dire che i residenti qui si stanno un po' rinfrancando e rinforzando, e quindi effettivamente anche chi aveva più paura sta usando le applicazioni, oppure ci passa a noi amministratori del gruppo, ci passano i dati e noi comunque li giriamo a chi di dovere. La lotta contro lo spaccio è una sfida che si può vincere con il contributo di tutti, anche se la paura da superare fra i cittadini è ancora tanta. Qui c'è paura anche di uscire, di rientrare alla sera, non si può uscire neanche per una pizza, perché qui troviamo sempre spacciatori e tossici che si stanno drogando. Si ha paura perché possono anche reagire. A Jesolo adesso, dove 2 turisti sono stati salvati dai bagnini. Momenti di paura questa mattina a Jesolo dopo che un gruppo di una quindicina di turisti, molto probabilmente dell'Est Europa, ha deciso di entrare in acqua nei pressi della Torretta 24, in corrispondenza delle piazze Milano e Torino, nonostante la bandiera rossa e le continue segnalazioni d'allerta dei bagnini. Quando poco dopo 2 di loro sono stati visti in grave difficoltà, è stato immediato l'intervento degli addetti al salvataggio di Jesolo Turismo. I 2 sono stati portati subito fuori dall'acqua. Uno si è rialzato autonomamente, mentre per l'altro sono state necessarie le pratiche di rianimazione fino all'arrivo dei sanitari del SUEM 118. L'uomo, che avrebbe poco più di 50 anni, è stato ricoverato al pronto soccorso di via Levantina per accertamenti. Le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione. Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto. Testimone del fatto il presidente AIA e vicepresidente Jesolo Turismo Pier Francesco Contarini, che poi ha lanciato un appello perché si presti sempre attenzione alle segnalazioni visive e sonore messe in atto per la sicurezza. Solo 12 agenti saranno aggregati in supporto delle forze dell'ordine del litorale veneziano dal 1 luglio al 1 settembre. In una nota il Sindacato Autonomo di Polizia esprime profonda amarezza e delusione per un rinforzamento estivo giudicato inadeguato rispetto all'aumento di turisti e villeggianti. Una decisione definita dal sindacato a scapito dei cittadini, dei colleghi in strada e della loro autotutela, abbandonati e costretti come sempre al sacrificio personale.
E ad un mese di distanza dalla visita di Papa Francesco a Venezia, il Patriarca ha voluto incontrare tutti i volontari impegnati nell'organizzazione della mattinata. È trascorso ormai un mese dalla storica visita di Papa Francesco a Venezia domenica 28 aprile. Il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha tenuto ad incontrare nella Basilica della Salute una rappresentanza dei circa 200 volontari che hanno messo a disposizione infaticabilmente e generosamente tempo e professionalità per essere utili in questo evento che ha lasciato un segno indelebile in tutta la città. Simbolico il luogo scelto per questo ringraziamento, la Basilica della Salute, tanto cara ai veneziani, per la celebrazione di una Santa Messa di ringraziamento al Signore nella giornata della visitazione di Maria ad Elisabetta. Insieme al Patriarca Francesco, che ha presieduto la Santa Messa, hanno concelebrato l'Eucaristia il Vicario Generale del Patriarcato Don Angelo Pagan e Monsignor Fabrizio Favaro, che ha coordinato in maniera brillante molti aspetti logistici della visita. Il Patriarca Francesco ha desiderato ringraziare ad uno tutti i volontari e le loro famiglie e richiamare le parole del Papa a Venezia come impegno anche per il futuro. La visita è stata oggetto di complimenti sia da parte della Santa Sede del Vaticano che del Papa stesso. Al termine dell'Eucaristia, nel giorno della visitazione di Maria Elisabetta, è stato presentato per la prima volta un breve filmato che ha documentato la visita del Papa in tutti i vari appuntamenti. Poi la festa si è spostata in galleria, nel chiostro del seminario, per la cena e un momento conviviale di incontro e fraternità. E il commercio fa da traino alla riqualificazione della zona della stazione di Spinea. Noi pensiamo che questa costruzione alla fine, insieme alla piscina, abbia determinato in quest'area una specie di rinascita, un qualche cosa che consentirà di considerare questa particolare area il volano di un nuovo sviluppo per la città di Spinea. Mi piace pensare che questa sia la porta di Spinea, la nuova porta di Spinea. È uno di quei casi in cui il commercio sposa la rigenerazione urbana. L'apertura di un'attività, come nel caso della zona stazione di Spinea, può fare da volano alla riqualificazione di un'intera area. Si tratta di un piano urbanistico attuativo piuttosto complesso e di dimensioni notevoli. Parliamo di 86.000 metri quadri, di cui 22.000 poi presi per eseguire il parcheggio della stazione ferroviaria di superficie, la famosa SFMR. 30.000 metri quadrati di questa superficie rimanente, dei 63.000 rimanenti, sono stati destinati a servizi pubblici, quindi parcheggi, viabilità, la piscina con il suo parco, le strade, le viabilità di collegamento. Il calcio adesso, ultima conferenza stampa della stagione pre-partita per il mister Paolo Vanoli. Per l'ultima conferenza stampa pre-partita della stagione, mister Paolo Vanoli usa una metafora tanto cara al suo maestro Arrigo Sacchi. Domani c'è la Cremonese nella finale di ritorno dei play-off di Serie B. Mi ricorderò sempre Sacchi quando giustamente mi fece questo confronto. Ho detto una squadra deve essere un'orchestra che segue uno spartito, deve essere perfetta in ogni elemento, ma soprattutto chi sostituisce questo elemento deve essere migliore. Quindi è quello che gli dico sempre a quelli che subentrano, non sono dei panchinari, se la vedono in questa maniera, ma sono degli elementi che migliorano questo spartito, e quindi noi per fare la partita perfetta dobbiamo essere questi. Con inizio alle 20:30 in uno stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena tutto esaurito, il Venezia Football Club si gioca un posto nella prossima Serie A della prossima stagione, con il vantaggio di avere a disposizione 2 risultati utili, vittoria e pareggio su 3. In città c'è entusiasmo. Qui vediamo alcune immagini del video di incoraggiamento creato e realizzato da Sara Arco. Voglio solo che i miei ragazzi si emozionano, voglio solo che i miei ragazzi entrano in campo, si godono lo spettacolo che i nostri tifosi nell'ultimo periodo ci hanno sempre dato, quella voglia, quella determinazione. Poi è normale che in una finale c'è sempre l'acume tattico, che bisogna stare attenti, bisogna giocarla con intelligenza e non farsi trasportare dall'emotività. Però io penso che avendo questo pubblico qua, secondo me ci dà quell'energia che ci serve quando ti manca da recuperare nei 2 giorni. E a Bibbione è tutto pronto per la 2 giorni di concerto di Vasco Rossi. Di colpo comincia lo show, stai pure certo che
che ora siete qua? Ieri sera anche siamo venuti qua a studiare ieri sera come fare. Da dove venite? Brescia. Brescia, ma perché? Perché? Perché il Vasco è il nostro Dio. Arrivano da tutta Italia decine di migliaia, pioggia o sole non importa, sono i fan di Vasco Rossi determinati a non perdersi l'anteprima del nuovo tour con 2 date sold out stasera, con il sound check solo per gli iscritti al Blasco Fan Club e domani con la data 0. Da dove venite? Da Roma. Da Roma fino a Da Roma fin qui. Partiti quando? Check, data 0. Ieri. Mollato tutto? Mollato tutto, siamo arrivati, viva Bibbione, per fortuna anche il cielo ci sta aiutando. Si attende, ci si riposa sul grande prato dello stadio di Bibbione in attesa dell'apertura dei cancelli. Sonnellino prima della serata? Sì. Cosa sognerai quando ascolti Vasco? Vasco. Ma vi vedo belli carichi, vi vedo. Abbiamo fatto 350 km, veniamo dalla Romagna. Viva Vasco! È colpa sua perché mia moglie è una super fan e io la seguo ovunque. Quindi è per amore? È per amore. Da dove sei? Puglia, Taranto. Ostuni. Ma chi ve lo fa fare? La passione. È un amore. Ma è l'amore per Vasco o per le canzoni? Per tutte e due. Per tutte e due. Vasco è la colonna sonora della mia vita. E poi ci troveremo dove sta? A vedere forse non ci incontreremo mai. Ognuno a rincorrere i suoi guai. Ed è tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.